Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Allora, grazie tanto per i commenti sul problema di Napoli che devo tirare dall'altra parte, immaginavo, però grazie per la conferma. Niente, siamo qui per la tappa di oggi, tappa tutta italiana e poi saluteremo per un po' il nostro bel paese, dall'Irne Capodichino Napoli a Milano Malpensa, 380 miglia, 50 minuti. Ci godiamo praticamente tutta l'Italia o quasi. Siamo con l'A320 della EasyJet, arancione meraviglioso. E niente fioi, cominciamo subito con il drone e sorvoliamo la meravigliosa Napoli. Andiamo del Pushcats. Entriamo subito nel vivo qua, sinceramente. Adesso devo dire che l'aeroporto di Napoli è leggermente buggato. Cioè, guardate che roba. Cose un po' curiose. Attenzione, c'è anche... Vediamo un attimo qua se l'aereo scompare o meno. Sono proprio curioso perché di solito in fase appena a terra, appena tocca suolo, ho messo il meteo reale, il traffico reale. Ok, qualcosa lo stiamo vedendo, che bello. Ok, è arrivato. No, per essere arrivato è arrivato. Vediamo se rimane però in aeroporto. Aspetta, ecco, vedi. Basta. Vedi, è sparito.
Questa è che è un po' una trova di palle. Non c'è il rullaggio degli aerei, porca miseria. Ok. Andiamo al rullaggio. Ok. Speriamo sia di qua. Quel culo invece è ovviamente è di là, chiaramente. Taxiing hold short runway 6 using taxiway EJU 112 Ok. Bene. Cleared Ok. for takeoff runway 6 EJU 112 Qua e là c'è un altro volo, insomma, che sta per atterrare, però dopo vanno via subito. Almeno vediamo qualcosa, per carità di Dio, però. Ok, scusate, mi sono orientato di merda, in realtà eravamo veramente vicino, ho fatto giusto. Ok. Rock and roll, signori, dopo un atterraggio curioso. Speriamo sia tutto meraviglioso a Milano, preghiamo. Ok. Benissimo. Ok. Allora. Stai buono, stai buono, stai buono. Pilota. Voglio un grande atterraggio però, oggi. Buono. E vai di esterna e godiamoci Napoli anche dall'EasyJet. Eccolo là, ciao Capodichino. Salutiamo il Vesuvio, bellissimo, maestoso. Veramente l'Etna per certi versi è ancora più imponente. E poi vabbè, la livrea EasyJet, io amante dell'arancione, è sublime. Boh, perfetto raga. Inizia la nostra rotta sperando veramente in un atterraggio degno del Cume. Mamma mia, sta andando soffio, È in salita vertiginosa proprio. Boh. Adesso vediamo un po' la seconda altitudine. Però veramente siamo usciti da anche San Paolo stavolta. E comunque insomma la tappa strada, ecco Milano, adesso perché con San Siro, il Duomo, cioè vabbè, cioè, il Comenda veneziano non può non amare Milano, insomma, c'è la patria di Comenda, però oggi ci siamo goduti Napoli e dopo l'Italia, e dopo questa tappa l'Italia la rivedremo tra un bel po', 2-0-0 godo. Il classico 2-0-0 cumendiano di seconda altitudine. Ok. No, però. Ok. Puoi andare su, caro. Ecco, grazie. Sempre un po' bizzarra, come si dice, non è immediata il discorso pilota automatico, aspettate sempre un po'. Questa parte mi ricordo anche su Flight Simulator X, era sempre tra le più belle in assoluto dell'Italia. Diciamo che la nuova livrea EasyJet è bella. Per certi versi preferivo l'altra, questa però è un po' più sofisticata, diciamo così, però quella storica, poi c'era uno tutto arancione che era stupendo di più.
Tanto noi, raga, se non screenshottiamo non siamo noi, cioè c'è poco da fare. Prossima tappa parte alle 8, sarà tappa serale. Qua abbiamo nuvole, perfetto, il meteo c'è, che è importante. Ho notato però, che ho visto la differenza col meteo e col meteo ancora, col traffico reale, 2-3 fps li perdi, ecco. 00. Climb and maintain flight level 300 EJU 300. Siamo di tramonto però, siamo di tramonto. Qua prevedo dai 50/800 screenshot. Sì, questa per me è una delle parti più belle in assoluto d'Italia. Ripeto, su FSX era la stessa cosa, chiaramente leggermente meno performante a livello di grafiche e tutto. Nuvolozzi importanti. .300. Buono. E niente, il giro sta andando bene, ragazzi, vi ringrazio tutti per il supporto, per le domande, per i consigli. Adesso vediamo di fare un atterraggio bello e magari togliere il pilota automatico un po' prima, però se siamo allineati lo possiamo fare, cioè cosa non proprio da poco l'allineamento, cioè dopo avevamo un allineamento scandaloso, ricordiamoci le prossime volte di farlo dall'altra parte, perché comunque c'è tanti meno scritto di LS, non c'è di là, però nel gioco effettivamente l'hanno messo, quindi voglio dire, non capisco perché dopo creare questo problema. Andiamo a vedere un po' la rotta. Ah, Erika, andiamo verso Erika, poi Evuli, Genji. Bello arrogante, signori, il classico volo arrogante italiano, e ve lo godo, ce lo godiamo tantissimo. 6-0. Ok. Parecchi nuvolotti, ma non sembrano minacciosi o carichi di pioggia. Guardate qua la differenza di come è illuminato l'aereo. Cioè ogni dettaglio è veramente micidiale. Graficamente parlando non puoi dire, cioè non c'è un difetto. Sì, magari ho visto le cascate del Niagara, certi, diciamo, certe parti magari dove ci sono zone così, ecco, con fiumi magari in sopraelevata, robe del genere, ci può essere qualche difetto, però in linea di massima graficamente bug o problemi grossi non ce ne sono. Diciamo il gameplay ha ancora delle lacune, perché comunque soprattutto il e che cazzo, soprattutto il traffico, mamma mia che ventazzo, cioè, avete visto cosa ha fatto l'aereo? Ho preso un attimo paura, raga. Me coglioni. Ho fatto proprio una non so come definirla sinceramente, so solo che praticamente per un attimo mi sono visto morire malissimo. Mamma mia, che raffica. Vabbè. E niente, lo dicevo, il traffico è proprio la cosa secondo me fatta peggio in questo momento. Io non parlo delle livree e ringrazio chi ho visto il link per mettere le livree, diciamo, per il traffico, però da quello che ho capito, cioè nel senso rischiami dopo di beccare, cioè puoi beccarti, c'è un New Zealand, un Qantas o un KLM, non so, in posti dove in realtà non ci sono, cioè, quindi voglio dire, ci vuole forse un contenuto di terze parti per avere quel tipo di traffico. Dopo vedremo, insomma, magari loro lo sistemano meglio, chiaramente, soldi meno da spendere, però questa è la mia sensation. Adesso vediamo se si stabilizza a 360 o se la quota crociera è un'altra, visto che ancora, ecco, questo ancora non l'ho visto, queste cose qua, cioè in realtà dovrebbe essere all'inizio quando noi andiamo a selezionare il volo, però ovviamente non mi ricordo mai.
però la quota crociera deve essere là. Quando tu vai a impostare la rotta da A, se vai su dettagli ci dovrebbe essere tutto. Comunque sempre 380 di solito, 390. Ah, il generic 050, mitico aereo del 600 a.C. Quota crociera raggiunta da un pochino e c'è da dire che c'è parecchio vento, raga. C'è parecchio vento, tante diciamo turbolenze barra insomma vaneggi vari. Vedo che comunque l'aereo ogni tanto sobbalza e non sono bug questi, no, si vede che il vento però dai, il meteo c'è, sta anche migliorando, come potete vedere. Le nuvole qua sono alle nostre spalle, per carità non nuvole pericolose a livello di pioggia, però mi stiamo avvicinando a Milano, non siamo vicinissimi, però insomma siamo proprio nel cuore dell'Italia, proprio in centro Italia pieno. Tra un po' sovreremo gli Appennini e poi via nord verso la meravigliosa Malpensa. Beh, io Milano la amo, raga, quindi per me è una città di una bellezza senza senso, perché comunque in primo c'è il Milan e quindi già questo la rende sopra ogni cosa, nonostante vabbè 9 anni insomma che facciamo un po' cagare. Poi vabbè, città industriale, città forte, città del lavoro e tutto quello che riguarda questo a me piace, quindi sono quelle grandi città dove non si sta mai fermi, dove c'è sempre qualcosa da fare, dove proprio senti il sapore di Big Money, c'è poco, e quindi il cume non può non gasarsi davanti a tutto ciò. Ma comunque, a parte scherzi, è vero che magari c'è il Duomo, Castello Sforzesco e non mille altre cose, però quel tipo di città che a me piace. Poi che soffro di shopping compulsivo, sicuramente posso soddisfare le mie esigenze là, ecco. Dopo, vabbè, è chiaro che Venezia, Firenze, Roma, Napoli, a livello di artistico, e ne ho citate alcune, perché anche il borgo di 3 persone è bello in Italia, è tutta storia, sono sicuramente più belle, però Milano ha un altro tipo di bellezza secondo me, un fascino diverso, ecco, cioè è capitale della moda, cioè sono proprio un altro tipo di bellezza che però, almeno a mio parere, affascina. Dopo è chiaro che sicuramente magari uno di Napoli vede il grigiore di Milano, insomma, poi un po' depresso, però dopo che sono gusti ovviamente. Procediamo bene, siamo tranquilli per il momento. Quindi tutto a posto. Adesso vediamo, chiaramente la rotta è sotto l'ora, quindi sono curioso di vedere il solito bug, perché così si chiama, ragazzi, non bug, della TC. Adesso comunque la patch alla fine ci hanno un po' trollato tutti quelli di Microsoft, perché è stata una patch di 300 mega che ha risolto il discorso, il problema quello dell'Answer, dove praticamente non riusciva a installare il gioco. Io su due non ho avuto problemi né sul PC vecchio né su questo nuovo, però tanti hanno avuto problemi e questo l'hanno risolto. Però dai, io penso che il vero paccione, cioè il paccione quello proprio corposo, ci sarà per autunno. Cioè, dai, come si può non fare ad autunno il paccione obeso? Cioè, è fondamentale. Dai, che oggi voglio fare un atterraggio da touchdown. Oggi ci deve essere il touchdown comandiano. Questo è l'obiettivo di oggi, perché arriviamo a Milano, città importante, città industriale, città potente Milano. Ci siamo stati, che siamo partiti, che abbiamo fatto una Milano, non mi ricordo, insomma, però abbiamo fatto un volo a Milano dove abbiamo visto un po' Malpensa. A 3:00. Ok, raga, sotto l'ora tutto è regolare, ormai l'abbiamo capito. Inizia il discesotto,
Come si è messo a livello di cartina? Ok. Stiamo risalendo l'Italia in maniera curiosa e beffarda. Ok, non siamo ancora in un tramonto, non si può ancora parlare di tramonto, però sicuramente nel prossimo video ci spariamo, diciamo, una rotta molto più cioè una rotta comunque non dico notturna ma serale sicuramente, e stavo pensando comunque di mettere anche una rotta, diciamo, all'alba, quindi alle 6, quindi il programma sarà adesso la prossima è alle 20, poi 6 di mattina, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e poi si ricomincia dalle 6, perché se metto solo notte secondo me già alle 8 comunque quando cominceremo a entrare in autunno sarà solo buio, però mettere mezzanotte, l'1, le 2, le 3 non ha senso, secondo me. Neri 6000. Perfetto. 6000. Siamo molto vicini, E adesso si può parlare di semi-tramonto. Sono tornate un po' di nuvole, ma spettacolari, nel senso rendono il paesaggio e l'atmosfera molto più poetiche. Ma io l'unica cosa che ho in mente è l'atterraggio, cioè voglio riscattare comunque l'atterraggio difficile di Naples. Cioè, dai. Insomma, non è stato proprio una gran cosa, purtroppo, e non per colpa mia, perché cioè, purtroppo l'essere abbaggato, quindi insomma così è andata. Dai che ci siamo. Scendendo per 4000. Adesso sì, si può parlare di tramonto. Mamma mia. Guardate ragazzi, perché noi qua stiamo ammirando i capolavori del mondo, in questo caso tramonto milanese. Uè figa, tutti a Milano. Buono. Adesso però meritiamo un atterraggio degno del miglior culo. Ce lo meritiamo dopo quello che è successo a capo di Kino. Sì, no, che cazzo. Quando fa così l'odio. Ancora. Allora Malpensa, direi da Nov andare con l'approach. No, sì. Ci sta Beppe, ci sta. Ora stiamo scendendo bene. Comunque è spaventoso questo, cioè per esempio questo volo per il momento RTC ha fatto tutto secondo, cioè da manuale proprio. Dopo quando c'è il volo lungo, boh. Col volo lungo si perde un po', è un po' curioso. Ok, siamo a quota 4000 ormai. Tra poco inizia l'approach, anzi adesso. Adesso andiamo di approach. Ok. Perfetto. Vedo già l'aeroporto davanti a me. Adesso per piacere non facciamo stronzate, grazie. Ok, siamo allineati. Tower on 120.9er EJU 112 Tower EJU 112. Sì, siamo allineati, vediamo anche i due diamantini qua. Allineamento, sentiero di discesa, godo. Avvicinamento.
Quanto me lo ricordo quando dice avvicinamento. Risotto, avvicinamento, ILS. Avvicinamento. 5 right, EJU 1123. Buono. E ora ci godiamo Milano Malpensa. Qua direi di portarci avanti. Ok. Tutto rego. Tutto rego. Tutto rego. Adesso vediamo di togliere il pilota un pochino prima. Valutiamo un po' di screen. Così c'è un'invasione su Steam di screen comandiani, Ok, siamo tornati a una pseudo normalità, per fortuna. E tramonta Malpensa a dir poco strepitoso, vento calmo, infatti vedo che proprio è tranquillissimo anche il nostro A320. Tra poco andiamo di screenshot in finale. E poi raga, voglio veramente fare il touchdown, speriamo. E prossimo video ci gustiamo. Tanto la prossima è Milano-Barcellona, quindi tappa veramente curiosa, nel senso una tappa bella importante. E ci sarà il drone su Milano, quindi voglio dire 150.000 riprese di San Siro e fotte sega del resto, no scherzi, però. 1000. Final. Ok. Anzi, così non mi piace tanto. Ho idea di farlo per così, sinceramente. Veloce perché devo atterrare. Veloce perché devo atterrare. Grazie. Adesso è un po' troppo presto, rischio di sbagliare. Deve essere la via di mezzo, perché bello però, mamma mia. Fatto da Dio, Malpensa. Ok. 100, 60, 50, 40, 30, 20, retard. Ok. Beh, questo è un touchdown, signori. Questo è un touchdown, dai. Per i miei standard è un bel touchdown. Oh yes. Flaps. Tiriamo su, che non servono più a un cazzo. E vaffanculo. Dimenticata la disfatta del capodichino. E il Comenda fa le cose in grande qui a Milano, Saner. Ok. Verso i gate. Qua da terra non capisco perché sto... Ok, perfetto. Buono. Charlie Bravo Charlie Delta Echo Cross Runway 17 right Delta Alpha Whiskey Kilo Yankee EJU 1123. Ok. Esternazzo. Ok, siamo di là.
quanto me lo godo Malpensa, però che bello, proprio Malpensa è fatto a mio parere da Dio proprio. E non è diciamo un aeroporto fatto a mano, proprio... È proprio bello, cazzo, ma l'Italia è fatta tutta bene, cioè... Ottimo. Gustiamoci un po' l'esternazzo. Adesso prepariamoci che... Sicuramente togliere prima il pilota aiuta, ma diciamo che ho sbagliato nelle tappe del Cairo e di Istanbul soprattutto. Qua se avete sempre licenze poetiche lasciatemele, grazie. Ecco, forse devo dire con l'aggiornamento è ancora più fluido, questo sì. Adesso vedi il lag obeso. No, io non mantengo niente. Guarda che bello, però il sole e il tramonto è sempre il momento più bello, c'è poco da fare. Roger, EJU 1123. Ok. Ciao amore. Connessione. Ground EJU 1123, could you please connect the jetway to the aircraft? EJU 1123, the jetway is going to be connected. Questo si è un po' bloccato. Ground EJU 1123, could you please send the baggage? EJU 1123, baggage is on the way. Buono. Ground EJU 1123, could you please send the catering truck? EJU 1123, Arrivati a Malpensa, atterraggio perfetto, quasi, insomma, comunque sicuramente siamo tornati ai touchdown comediani e niente, con questa cartolina meravigliosa da Milano Malpensa è tutto. Prossimo video Milano-Barcellona con drone sopra Milano e niente. Grazie ancora per il tuo supporto, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!